Matteo Zoppas, presidente dell'ICE, una visita qui a Fruito Logistica, siamo nello stand del Veneto, lei è friulano ma insomma siamo buoni vicini. Che cosa ha visto, che cosa ha trovato, quali sono le sue impressioni? Beh, diciamo che sono intanto Friul Veneto, perché sono nato in Friuli con papà Veneto, adesso vivo in Veneto e quindi mi sento comunque di appartenere a questa terra, ma qui siamo al Fruit Logistic dove si parla di ortofrutta, si parla di quello che si chiama agritech, quindi le tecnologie per l'agricoltura e si parla anche di logistica naturalmente. Il comparto dell'agricoltura conta 58 miliardi di euro di esportazioni nel 2023, nel 2022 sembra che si chiuderà il 2023 con una leggera crescita a 64 miliardi di euro, è comunque una crescita molto più alta rispetto alla media dell'export italiano che crescerà circa di un punto percentuale, quindi si capisce che è un comparto che tira. Anche l'agritech è molto importante, sono 5 miliardi di euro sia l'agritech che circa 5 miliardi di euro l'ortofrutta, c'è un grandissimo interesse per il nostro prodotto nel mondo, ci sono delle occasioni molto importanti che si stanno aprendo, vediamo quella dei Balcani naturalmente che fa parte di uno di quegli obiettivi della cabina di regia del governo che vuole puntare su quei paesi emergenti come esportazioni, anche perché ci sarà una richiesta di innalzamento degli standard produttivi sia per sostenibilità ma in generale per l'utilizzo di quelle tecnologie dove noi siamo i migliori nel mondo, sicuramente siamo delle eccellenze e quindi riuscire a cogliere queste opportunità di investimento che avverranno è fondamentale e non dobbiamo dimenticarci anche di quello che si chiama Piano Mattei, che è lo stesso discorso che verrà fatto per quanto riguarda il continente africano, dove per vari motivi anche di opportunità si è deciso di puntare e di prenderlo come punto di riferimento affinché i nostri sforzi totali, congiunti e di sistema possono aiutare quella popolazione a crescere anche economicamente, tecnologicamente, quindi con una grossa opportunità per gli investimenti verso i nostri prodotti, le nostre produzioni, le nostre tecnologie. E se contiamo 1,4 miliardi di persone che esprimono 17 miliardi di fatturato rispetto a un esempio che è quello della Germania, che è uno dei nostri primi paesi di destinazione, che su 80 milioni di persone fa 80 miliardi di fatturato, si capisce che raggiungere questi standard significa dare tantissime opportunità ai nostri imprenditori, ai nostri prodotti, al Made in Italy e a tutto ciò che è fatto bene, fatto meglio che quello che facciamo in Italia.